Lo scorso anno, nonostante il grande impegno nel fronteggiare la pandemia, grazie al contributo complessivo di 6 milioni di euro da parte della Regione del Veneto, ha preso vita il progetto Veneto per la terapia cellulare del diabete e la realizzazione di un centro specialistico in via Horus a Padova. Programmare, pianificare e guardare oltre, e il progetto vuole proprio andare in questa direzione, nel senso un tassello successivo a quelli che sono già i tasselli definiti, già predisposti quando parliamo di diabete, di malattia cronica, ma che vuole investire appunto in ricerca, in innovazione e nel dare le migliori cure proprio investendo in una qualità di vita di migliore per le persone. Due piani, quelli della facility, in cui biologi e biotecnologi, in condizioni di estrema sterilità degli ambienti, produrranno sieri con insule pancreatiche con cui curare i malati di diabete, evitando così di ricorrere al trapianto del pancreas e reni nei casi più gravi. Padova, in Italia, è capofila per i trapianti di pancreas, ultimamente ne ha realizzati 12. In Veneto 350.000 persone soffrono di questa malattia invalidante, molti sono bambini. Il trapianto delle sole insule, cioè solo delle cellule che producono l'insulina, ha dei notevoli vantaggi rispetto al trapianto del pancreas in toto, come organo in toto, perché non è un intervento chirurgico e quindi non comporta tutte le complicanze che invece il trapianto di pancreas può avere, perché è un intervento molto importante. Una puntura per sopperire alla mancanza di insulina, una terapia che cambierà in meglio la vita dei malati. Trovare una cura funzionale per il diabete di tipo 1 per le persone che hanno gravi complicanze ipoglicemiche, evitando così lo sviluppo delle complicanze croniche del diabete. Questi sono pazienti che possono andare incontro a cecità, amputazioni, infarti miocardici in età anche giovanile, oltre alla nefropatia che può portarli alla dialisi.